Sono deluso, ma me lo aspettavo, insomma, perché ci voleva tanto coraggio per dire effettivamente dopo anni di inchiesta non abbiamo trovato niente, perché di questo si tratta. Probabilmente si scaricherà sui magistrati la decisione, però insomma penso sarebbe giusto che poi alla fine qualcuno anche rispondesse poi se effettivamente non c'è niente, perché dalle carte non c'è niente. All'indomani della notizia appresa dalla stampa della richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta Palude, il sindaco Brugnaro è amareggiato ma determinato a difendersi. Abbiamo un unico accusatore, addirittura sta signora Bonsignori che lo sosteneva, ha ritrattato tutto e ha detto, io l'ho letto, dovete leggere proprio l'intera dichiarazione di questa qui che dice non è vero niente, ho detto il falso, ero innamorata di lui, cioè l'ho lette l'altro giorno io queste robe. Cioè, dico, la credibilità è sotto zero di questa persona, tutto si basa su quello che dice questa persona qua che ha un interesse evidente di farsi pagare un progetto da 3 milioni. Io più di questo non so perché non ho fatto davvero niente, questo è il punto. E come fai a giustificare? Cercherò di tenere tutto nell'ambito del processo perché io sono fiducioso della magistratura, sono certissimo di questo. Semplicemente dico che non lo auguro veramente a nessuno, non auguro a nessuno quello che è successo a me. Il sindaco, appoggiato come sempre dalla maggioranza, andrà avanti senza dare le dimissioni, come invece richiesto dalle opposizioni. So di avere il cuore limpido e pulito, so di aver fatto bene, continuo a fare il mio lavoro perché ho avuto un mandato importante dagli elettori, ho fatto delle promesse, voglio finire il lavoro che ho fatto, però devo dire che insomma in certi momenti è un po' la morte nel cuore perché per il mio onore ho fatto tutto. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente Zaia. L'opposizione ha chiesto le dimissioni anche per me, per il Mosa, che non ero neanche inquisito, addirittura c'era scritto che ero elemento di disturbo per quelli che si comportavano male. Dico che la legge è chiara e quindi c'è una legge che regolamenta tutti i passaggi della vita amministrativa di una persona, anche se è inquisita o se è condannata. E dopodiché le decisioni che competono alla sfera personale e intima sono decisioni personali e intime nelle quali io non voglio entrarci.